nelle Marche con il meloniano Acquaroli sempre più vicina all'ufficializzazione di Stefani come candidato per il Veneto, ma Fratelli d'Italia insiste, la scelta tocca a noi. Caccia alla banda che ad Albettone ha saccheggiato l'abitazione dei familiari del consigliere regionale. Mia mamma lancia una taglia sui malviventi, dice Formaggio, devolveremo la somma alle forze dell'ordine. 81enne di Busa di Vigonza, derubato del portafoglio con la tecnica del finto conoscente, la denuncia della figlia. Ancora in gravi condizioni la 22enne che si trovava in sella alla moto con il 27enne Alessandro Munerato, morto nello schianto di Pederoba. Nel Vicentino il dolore del paese era un ragazzo d'oro. Cambio di appalto all'Ulsei Ugania nel settore dei servizi amministrativi al cittadino, la denuncia dei sindacati, gravi ripercussioni sul personale a rischio, pesanti tagli ai servizi. Claudio Baglioni in concerto in piazza San Marco il 29 giugno 2026 per l'apertura del suo Grand Tour La Vita e Adesso. Sarà la prima di 40 tappe per celebrare l'album più venduto di sempre in Italia. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, come sempre vi proponiamo il sondaggio di Ring. Oggi ha a che fare con un tema molto dibattuto in questi giorni sulla protesta che stanno inscenando gli orchestrali della Fenice contro la nuova direttrice Beatrice Venezzi. Secondo voi è giusto, sì o no? I numeri che vedete in sovraimpressione, la possibilità di votare fino e durante anche la puntata di Ring questa sera a partire dalle 21. Iniziamo allora con le notizie, la politica in primo piano perché nelle Marche trionfa il meloniano Acquaroli. Intanto domani si attende invece la nomina ufficiale di Alberto Stefani a candidato del Veneto, ma Fratelli d'Italia non molla, la scelta tocca a noi. Ci siamo, credo che in queste prossime ore avremo il candidato, la condivisione sul candidato e la condivisione ovviamente di tutti i nostri alleati di centrodestra. Sì, credo proprio di sì, d'altronde lui è il candidato in pectore del segretario Salvini, quindi visto che ahimè decide Roma, come sappiamo, e non decide Venezia purtroppo. Più istituzionale il sottosegretario alla giustizia, più amaro l'assessore regionale che da mesi bacchetta il suo partito. Sia come sia il Carroccio vede il traguardo e con essi lo vede Alberto Stefani. Pochissimo all'ora X che dovrebbe vedere ufficializzato il nome del segretario veneto della Lega come candidato del centrodestra alle regionali. Da Oppeano a Pontida il percorso tracciato da Salvini pronto a essere ufficializzato, Marche o meno. Quanto potrà influire l'esito del voto di queste ore non è dato sapere, ma tutti gli indizi portano ormai al Carroccio. Così non fosse, assisteremmo a un colpo di scena che farebbe impallidire il Sesto Senso e tutti i più famosi finali a sorpresa dei film. Bulldog marcato, nonostante tutto, sta con Stefani, non senza puntualizzare. Devono essere contenti i veneti e io sono un uomo di partito, Stefani è una persona per bene, lo conosco da una vita, siamo entrambi padovani, per cui insomma è sicuramente una buona scelta. Devono essere contenti i veneti. Da mesi ormai dico che avremmo dovuto dare il nome subito, così come le liste, perché non è scontato nulla in politica. Ma lo svelare il nome non scioglierà tutti i quesiti, anzi, c'è da capire quale sarà la reazione di Fratelli d'Italia nel caso di incoronazione leghista. Il coordinatore veneto dei meloniani Luca De Carlo in queste ore insiste: la scelta, cifra alla mano, spetta a noi. Se Giorgia Meloni me lo chiede, sono pronto. Altro nodo, la composizione delle liste del Carroccio. Quella degli amministratori sembra ormai essere tramontata, come l'idea del tridente, Lega, Lista Zaia e Sindaci, che lo stesso Marcato aveva lanciato. Le liste sono pronte? Ma mi dicono di sì. Aspettiamo anche lì l'ufficializzazione, perché sai, in politica è la via dell'impossibile, per cui fare previsioni è sempre un azzardo. Azzardo come non averlo tra i candidati. L'ultimatum su una corsa solitaria non è ancora stato ritirato. Passiamo alla cronaca perché ancora a caccia ai ladri che hanno derubato i familiari del consigliere Gio Formaggio. La madre del consigliere regionale ha deciso di devolvere una somma alle vittime tra le forze dell'ordine se questi banditi venissero presi.
A Lovertino, il giorno dopo il furto nell'abitazione del fratello di Joe Formaggio, non si parla d'altro e ancora caccia all'uomo per le forze dell'ordine che sono sulle tracce della banda che, dopo aver saccheggiato l'appartamento, hanno minacciato con un cacciavite la sorella del consigliere regionale che coraggiosamente aveva affrontato da sola all'uscita dall'abitazione il comando composto da 5 uomini. Ho sentito i carabinieri stamattina, li stanno braccando giustamente e sono convinto che a breve avremo la cattura di questi individui che stanno mettendo veramente in agitazione tutto il Basso Vicentino, perché ricordo che la sera prima erano a Longare, 20 giorni fa hanno fatto un'altra famiglia qui, quindi la novità è che sono persone di pelle scura, africani, e prima non si era mai sentito di bande di africani, no? Parlavamo sempre di gente dell'est. Dopo l'accaduto, la famiglia Formaggio si è riunita per decidere il da farsi. La mia è una famiglia matriarcale, no? La mamma a capotavola e tutti i figli attorno, e la mamma ha deciso di mettere una taglia su questi banditi e alla fine abbiamo deciso di, appena i carabinieri prenderanno questi delinquenti, faremo una donazione come famiglia alle associazioni vittime delle forze dell'ordine che purtroppo, magari non so, è morto il carabiniere, dare una mano alla famiglia, perché penso sia il miglior modo di ringraziarli. Se questa è la decisione sul piano personale della famiglia, l'uomo politico Joe Formaggio, rappresentante regionale di Fratelli d'Italia, sta elaborando invece una serie di iniziative a seguito di questa drammatica esperienza che ha colpito al cuore il suo nucleo affettivo. Le azioni politiche, insomma, conosco tutti e chiamerò tutti e porterò all'attenzione tutto il partito da Giorgia Meloni in giù, perché veramente questo è un grido che viene dalla gente per bene e, ripeto, hanno fatto tanto ma bisogna fare ancora di più. Le persone di pelle nera che si comportano bene, che vengono qua, lavorano, contribuiscono alla crescita dell'Italia, sono miei fratelli e mie sorelle. Il resto mi dispiace. A Busa di Vigonza un anziano 81enne derubato con la tecnica del finto conoscente. Era uscito in bici per il classico giro della domenica per raggiungere gli amici a Ponte di Brenta quando gli è successo l'impensabile. Bernardo Massaro, 81enne di Busa di Vigonza, è stato avvicinato da una giovane donna che, fingendo di conoscerlo, gli ha rubato con destrezza il portafoglio. Un atto vergognoso, lo ha definito così Sonia, figlia di Bernardo, che ha già riferito tutto ai carabinieri. La famiglia si è rivolta alla nostra redazione per denunciare quanto accaduto, nella speranza che atti vili come questo non si ripetano più. Mio papà sulle prime ha detto no, guarda, perché io non la conosco, ma dai, ma non ti ricordi, forse perché ho cambiato il colore dei capelli, perché ho fatto così, perché ho fatto colà. Fatto stacca, ma vieni qua. Allora mio papà pensava di far brutta figura a un certo punto, anche se questo insisteva e diceva guarda che ti conosco. Ha detto ma sì, forse mi ricordo, è sceso dalla bicicletta, la fa vieni qua che ti abbraccio e ti do un bacio, una vita che non ti vedo. È arrivato a casa, il tempo di arrivare, cioè saranno neanche 2 minuti, arrivare sul cancello. Non so come mai si è toccato la tasca del portafoglio e non se l'è più trovata. Un furto che ha fatto sentire debole e impotente il signor Bernardo. Abbiamo avuto un po' di timore perché il papà è cardiopatico, un defibrillatore, quindi l'agitazione, poi il fatto che all'interno di questo portafoglio non c'erano tutti i numeri di telefono degli amici, dei conoscenti, non si dà pace perché dice vicino a casa, fa come ho fatto, proprio è stato un furto con destrezza perfetto. Lo schianto mortale dopo la fuga dai carabinieri a Castelfranco Veneto di sabato sera, ha depositati gli atti in procura, pare tramontare la pista della gara di velocità tra auto, ma quindi resta il giallo. Perde terreno la pista inizialmente ipotizzata della gara clandestina tra auto. Gli atti depositati in procura, che comprendono anche alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza e quelle dell'occhio elettronico interno alla gazzella dei carabinieri, non farebbero infatti presupporre che la Ford Fusion, guidata dal 37enne di origine sinti e residente a Lucca con obbligo di firma, stesse sfrecciando con un'altra vettura. Le immagini rileverebbero un mezzo sorpassato dalla Ford.
L'auto è riconoscibile e si è ora in procinto di giungere all'identità del guidatore, che stando ai primi rilievi sarebbe estraneo ai fatti. Secondo la procura, questo è sufficiente per ora a far tramontare l'ipotesi del gareggiamento, ma la vicenda è ancora tutta da appurare. Molti infatti ancora i nodi da sciogliere. Il motivo per cui il 37enne attualmente ricoverato al Cafoncello fosse a Castelfranco avendo l'obbligo di firma quotidiano in questura a Lucca e perché stesse guidando proprio lui e non il 27enne Simone Stepic, proprietario della Ford, benché avesse la patente ritirata. Il 27enne, noto alle forze dell'ordine per precedenti, doveva iniziare in queste ore il nuovo lavoro trovato insieme ai servizi sociali da cui era seguito per intraprendere con loro un nuovo percorso di vita nella legalità. Studente picchiato davanti a scuola, l'aggressore è stato denunciato. Ci ha letteralmente scioccato che questa aggressione sia avvenuta appunto davanti all'istituto scolastico, preciso da fuori della pertinenza dell'istituto scolastico. È avvenuta qui davanti al cancello dell'istituto scolastico Leonardo da Vinci in via San Giovanni da Verdara l'aggressione a uno studente di 19 anni di Piazzola sul Brenta che frequenta il corso serale. Un banale litigio per motivi stradali, l'aggressore che prima segue lo studente, poi scende dall'auto, ne estrae un manganello e inizia a colpirlo con violenza alla testa e in varie parti del corpo, lasciandolo a terra sanguinante davanti agli occhi di compagni e docenti che lo hanno soccorso. Portato in ospedale, il giovane ne è uscito con 15 punti di sutura alla tempia. Gli agenti delle volanti hanno ascoltato i testimoni, esaminato i video delle telecamere della zona e raccolto la denuncia del 19enne. In breve è stato rintracciato e denunciato l'aggressore, un moldavo di 20 anni che aveva già una denuncia risalente allo scorso marzo e adesso dovrà rispondere di lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Lo studente adesso è a casa dove sta cercando di superare quanto accaduto. Il ragazzo, l'abbiamo sentito, per adesso insomma ovviamente porta qualche danno fisico, ma credo che il danno interiore sia sicuramente superiore e la scuola farà di tutto con dei percorsi diciamo ad hoc per cercare di venire incontro e mitigare quelli che possono essere gli eventuali traumi sia a lui ma anche ai compagni di scuola che hanno assistito. Schianto auto contro moto sulla Feltrina, ieri sera a Pederobba, indagato per omicidio stradale il 34enne alla guida della Golf, intanto la 22enne in sella alla moto insieme al ragazzo deceduto rimane ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Cafoncello di Treviso, la 22enne che era a bordo della due ruote guidata da Alessandro Munerato, 28 anni, per cui lo schianto frontale con la Golf guidata da un 34enne trevigiano è stato fatale. Forse un colpo di sonno all'origine dell'invasione di corsia sulla curva della Feltrina in direzione Pederobba. L'auto ha centrato in pieno la moto di due giovani finendo così la loro corsa. Nessuna autopsia sul corpo del 28enne mentre la procura, visionati gli atti depositati, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ai danni del 34enne alla guida dell'auto. Torna così prepotente nel dibattito la sicurezza della statale 348. Già abbondantemente nota alle cronache, la Feltrina è infatti un'arteria che per traffico massiccio di mezzi pesanti e automobili, nonché della velocità e alcuni incroci che lo stesso sindaco Turato appena un anno fa aveva definito killer, è teatro di numerosi incidenti spesso con esiti mortali. E quello delle scorse ore ne è l'ennesima testimonianza. Il cordoglio della comunità per la morte del 28enne Alessandro Munerato. Il ragazzo è un ragazzo molto in gamba e anche molto educato sia nella presenza, nei modi di comportarsi, eccetera. Quello voglio dire. È una roba bruttissima perché noi conosciamo veramente bene la mamma e quindi è un dispiacere assoluto. Le parole adesso servono a niente perché il lutto è veramente grosso e colpisce non sì la mamma e i familiari, però qui in paese ci conosciamo un po' tutti, anche se magari il ragazzo era meno in vista, però è un ragazzo tranquillissimo, educato e questi lutti sono lutti che lasciano il segno di sicuro. Comore un po' giovane e dispiazzante, insomma, niente da fare.
Una comunità sotto shock per la prematura scomparsa di Alessandro Munerato, il 28enne che viveva a San Vito di Leguzzano, deceduto a seguito delle lesioni riportate nel tragico incidente a Pederobba in cui è rimasta ferita anche la ragazza che era in sella con lui. Qui tutti lo ricordano con grande affetto, descritto come un ragazzo solare, con la passione per la moto e la montagna, una piccola cittadina incredula che si stringe nel lutto alla famiglia del ragazzo che lavorava in un'azienda in zona industriale a Schio. È ancora fresco il ricordo di un altro decesso sulla strada. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, il 12 ottobre, è venuto a mancare un altro motociclista sulla strada, diciamo, questa che va verso il Trentino. E siamo sconvolti perché questa famiglia, io conosco bene la mamma Manuela, che ha avuto a suo tempo un tragico evento, ha perso il marito in circostanze tragiche. E adesso si trova a affrontare un'altra triste notizia, un triste evento, e quindi noi siamo vicini alla famiglia, alla mamma, perché sicuramente ne ha bisogno in questo momento molto molto difficile, e ci ricordiamo tutti intorno a lei per far sentire tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto per superare questo momento sicuramente molto difficile. Cambiamo argomento, cambio di appalto all'Ulsa Eugania nel settore dei servizi amministrativi. Al cittadino la denuncia di CGIL, CISL e UIL, così gravi ripercussioni sul personale. I numeri sono veramente devastanti, nel senso che ad oggi la forza lavoro cuba 104 lavoratori, in larga parte donne, e il taglio che sostanzialmente il bando di gara prevede e il taglio proposto anche dalle nostre controparti in trattativa è di almeno 40 unità. Capite che è un taglio molto pesante. A chi invece non ha questo rischio di perdere posti di lavoro rischia una riduzione dell'orario di circa il 36%, quindi capite che alla fine in tutto il totale dell'organico pochissime persone manterranno il contratto come era prima. Dal 1° ottobre saranno 40 gli impiegati a tempo determinato dell'USL 6 che non vedranno il contratto rinnovato, lavoratori di cooperative che gestivano diverse attività amministrative come i servizi di segreteria, front e back office, CUP, accettazione per punti prelievi e radiologia. A lanciare l'allarme sono CGIL, CISL e UIL, l'USL Eugania dicono i sindacati e verrà nuovo appalto. Abbiamo chiesto un chiarimento all'USL perché vogliamo capire se tra questa diminuzione di ore che comunque c'è nell'appalto e la reinternalizzazione parziale del servizio, se effettivamente rispetto ai cittadini c'è un taglio o meno. Però anche dalle notizie che sono uscite rispetto ad alcuni CUP della provincia che non si sa se riaprono o non riaprono, sicuramente la paura che ci sia una diminuzione è fondata. I lavoratori interessati sono 104, per quelli a tempo indeterminato infatti si prospetta invece un taglio orario del 36% e di conseguenza una netta riduzione dello stipendio. Chi rifiuta il cambio di orario perderà il lavoro e anche gli ammortizzatori sociali, temono i sindacati, preoccupati anche per le ripercussioni sui servizi ai cittadini. Che abbiniamo uno stato di disoccupazione sulla quale noi chiederemo e allerteremo il tavolo di crisi regionale, e dall'altro abbiamo un problema relativo ai servizi all'utenza che scarseggeranno e che ovviamente vedranno una riduzione che poi come sempre diventerà un problema per le persone più avanti con l'età, perché magari non sono così digitalizzati come può essere un giovane attualmente. A farne le spese, oltre ai lavoratori, dunque sono i cittadini più fragili e gli anziani che difficilmente riescono a prenotare online o via email. I primi segnali preoccupanti c'erano stati quest'estate, quando durante le ferie il CUP di Este Monselice aveva ridotto gli orari tra le proteste dei cittadini. I sindacati si erano attivati, ma ora le preoccupazioni dal 1° ottobre rischiano di diventare realtà. Per questo CGIL, CISL e UIL chiedono chiarimenti all'USL 6 e un intervento anche da parte dei sindaci. Andiamo a Venezia, in centro storico per il caso Venezzi. Il sindaco non molla, signora non maestro, dice, ma a sorpresa la omaggia di una rosa davanti alle nostre telecamere. Alla luce di quanto oggi il papà di Beatrice Venezzi dice nei vostri confronti, Gabriele Venezzi, cosa risponde alle critiche nel momento in cui vi apostrofa come casta che ha timore di perdere i propri privilegi? Ma questo è l'ennesimo attacco nei confronti della nostra categoria
da parte di qualcuno che, non avendo argomenti nel merito da controbattere, cerca di buttarla in cacciara politica. A scendere in campo e difendere la direttrice, che si dice essere stata calata da Roma perché vicina a Giorgia Meloni, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Questo non è una colpa e non si scrive nel curriculum si guardano. Mi risulta che ci siano stati direttori prima di lei molto più giovani. Parliamo sempre di fuga dei cervelli e dovremmo evitare di andare a prenderci questi cervelli quando già hanno fatto successo all'estero, magari investire sui giovani che abbiamo qui. Per noi è una signora, non una maestra, affonda il sindacalista dello spettacolo, nonché violoncellista dell'orchestra del Teatro Veneziano. Dobbiamo partire da quel livello perché è quello che si merita meritiamo noi, la città e il mondo intero. Sul fronte politico Luigi Brugnaro sottolinea l'intenzione di analizzare la situazione senza pregiudizi, ma ascoltando tutte le parti. Più che mediazione cercare di capire prima di tutto, dopo cercheremo di affrontare le cose, perché è prematuro per quanto mi riguarda, io non parteggio per nessuno, a me sembra che si siano scaldati molto gli animi, speriamo un attimo di raffreddare tutti. Ad oggi resterebbe confermata la prima uscita pubblica dopo la nomina delle Venezzi a Mestre, prevista all'Auditorium dell'M9 mercoledì 1 ottobre alle 20 in occasione del Festival delle Idee, dove non ci sarà alcuna contestazione da parte dei musicisti dell'orchestra del Teatro La Fenice, assicura Trentin. Da parte nostra non è previsto alcun picchetto, personalmente credo che non sia il caso perché, ripeto, non è una battaglia contro la persona, perché non abbiamo nulla contro la signora Venezzi. Pur nella diversità delle posizioni, ma in segno di rispetto per la persona, l'omaggio a sorpresa di Trentin alla Venezzi, con il gesto simbolico compiuto davanti alle nostre telecamere. A livello personale non c'è nulla contro di lei, quindi le regalo così attraverso la telecamera questa rosa e le auguro il meglio. Rimaniamo a Venezia. Claudio Baglioni in concerto in Piazza San Marco il 29 giugno 2026 per l'apertura del suo Grand Tour La Vita è adesso. Sarà la prima di 40 tappe di un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell'album più venduto di sempre in Italia. La vita è adesso, il sogno è sempre. Soddisfatto il sindaco Brugnaro, che accoglierà una serata indimenticabile, dice, con uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, che partirà proprio da qui per un tour attraverso la penisola. È un evento unico nei luoghi più iconici del mondo per celebrare insieme la bellezza della musica, un'occasione anche per vivere Venezia in un'atmosfera magica, il cuore aperto alle emozioni e al rispetto per la nostra città. Si chiude così il telegiornale del Veneto, grazie per averci seguito, le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla, a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.